nasce nel 2013 e nasce proprio per un progetto della Querini di poter mettere vicine insieme queste due straordinarie opere, questi due capolavori che mai nessuno ha visto vicini. Mantegna e Bellini sono due dei massimi artisti del Quattrocento italiano, con Mantegna l'apostolo del disegno, del dipingere in scultura, come si descrivevano le sue opere già dal Quattrocento, e Bellini quello della pittura pura, del pennello libero, quasi impressionistico. I due sono stati legati dai legami di famiglia e ci sono varie occasioni, a cominciare da questa presentazione al Tempio, nelle quali Bellini ha copiato Mantegna. Penso che tutto il lavoro di Mario Botta sia stato quello di creare le condizioni migliori per far leggere le due opere, che sono sì molto simili ma sono anche molto diverse, in modo autonomo l'uno dall'altro, ma nello stesso tempo in simbiosi quasi. L'obiettivo della Fondazione è stato quello di dare avvio a tutta una serie di ricerche che poi hanno portato oggi alla conclusione con la visione di queste due opere, ma che hanno portato anche a un'occasione per rivedere il museo, per rivedere questa straordinaria casa museo, per conoscere questa straordinaria fondazione, una delle più antiche fondazioni culturali italiane, con la sua biblioteca, la sua architettura, Carlo Scarpa, Valeriano Pastor, Mario Botta.